Presso il Centro Culturale Altinate San Gaetano si svolgono in questi giorni alcune importanti mostre di diverso genere. Nell'ambito del 150° anniversario dell'Unità d'Italia è stato presentato giovedì 1 dicembre un racconto di Edoardo Pittalis sulle musiche di Gualtiero Bertelli, che ha voluto ripercorrere gli avvenimenti storici che hanno caratterizzato la storia del nostro paese dal 1861 ad oggi, con immagini e disegni realizzati sull'argomento. Era un modo di raccontare anche con un po' di ironia, con un po' di sorriso, 150 anni della nostra storia. Le vignette della mostra raccontano questa storia. Noi con le parole, con le musiche, con le canzoni abbiamo dato una colonna sonora e parlata a queste vignette. È stata una storia lunga, difficile, io penso che però sia una storia positiva. Da quell'esperienza di 150 anni fa è nata la nazione di oggi. Siamo italiani, dobbiamo essere orgogliosi. Questo, giusto o sbagliato, come diceva Enzo Biagi, questo è il mio paese e qui vogliamo vivere. E facendo ricerca, appunto, dicevo prima, ho incontrato il canto sociale e quindi il canto sociale significa le canzoni che raccontano la nostra storia. E si trovano canti storici legati alle vicende unitarie, si trovano canti di immigrazione, si trovano canti di lavoro, si trovano canti sociali e via via canti dei contadini, cioè si trova tutta una serie di repertori con i quali mi sono trovato a lavorare e che utilizzo nei miei spettacoli, accanto alle canzoni mie che compongo io. Il 2011 è l'anno europeo del volontariato. Sempre al centro San Gaetano una mostra fotografica dal titolo La solidarietà che fa l'Italia, realizzata con la collaborazione del Comune di Padova, di associazioni, centri di servizio e singoli fotografi, punta a ricordare i molti volti del volontariato. Su questo tema anche il convegno per una cittadinanza responsabile, giustizia sociale, beni comuni, legalità, che ha rappresentato una tappa fondamentale per recuperare significati ed identità condivise nel volontariato. Praticamente abbiamo due eventi importanti, il 2011 anno europeo del volontariato e 150 anni dell'Unità d'Italia, e andiamo a vedere quali sono gli argomenti che collivano in questi due eventi, solidarietà, giustizia sociale. Siamo andati a vedere che nel corso dei 150 anni dell'Unità d'Italia l'Italia non è stata costruita solo su alta finanza, solo sul contributo dell'economia, delle guerre, ma siamo andati a intervistare quelle persone che fanno la differenza, quelle persone che grazie ai loro gesti di alta solidarietà contribuiscono a creare gli italiani. È una grande manifestazione sportiva e penso c'è un grande ritorno di persone, quindi è una cosa che è importante per la città e per i quartieri. Andiamo via col gruppo 4:30 e... È una meraviglia. È una meraviglia. Il percorso come sarà? Beh, è pianeggiante ma comunque bellissimo perché sempre scortati dalla polizia.